Salve a tutti, l'approfondimento di oggi si occupa di un argomento spinoso, gli over 50 che non trovano lavoro. Ne parliamo con l'assessore Elena Donazzan, assessore alle politiche dell'istruzione ma anche alle politiche del lavoro. È stata molto brillante in questi anni difficili perché si è data molto da fare per riuscire ad aiutare un pochino il mondo del lavoro in crisi e in particolare per loro cosa si può fare? Sono la parte più fragile oggi della nostra società, è la nostra gente principalmente, perché sono spesso padri di famiglia che hanno lavorato per una vita magari nella stessa azienda, avendo competenze molto spinte, ma in quel settore, in quel prodotto, e che hanno figli a carico, che hanno molto spesso, non so, la moglie che anche è incappata nella crisi e quindi che non può sostenere il reddito, ed è un problema che ha una fragilità nello stesso tempo lavorativa ma anche sociale e psicologica. Allora noi a queste persone abbiamo dedicato il massimo dell'attenzione, perché è vero che dobbiamo pensare al resto del mondo, che dobbiamo avere una coscienza sociale molto, se vogliamo, molto attenta, però la prima cosa che va fatta è quella di pensare alla nostra gente, a chi ha fatto grande anche il nostro Veneto, a chi ha lavorato una vita per fare poi la propria casa, dare un futuro ai propri figli. Con tutte queste premesse noi ci siamo interrogati, io mi sono interrogata su quali strumenti dedicare a loro, e quindi una parte importante della prossima programmazione europea che partirà a settembre viene proprio dedicata agli over. Una volta erano gli over 45, oggi invece si tratta di persone che hanno 53, 54, 60 anni e non riescono ad avere i benefici della pensione, per le leggi anche ultime che hanno allungato il periodo di permanenza nel mondo del lavoro, e che ovvio si trovano oggi ad avere questa difficoltà. Che cosa possiamo fare? Beh, innanzitutto dedicare una formazione che sia come dire, molto spinta verso le competenze che queste persone hanno, perché non vanno sradicate, e la ricerca di una nuova opportunità di lavoro, convincendo le imprese che assumere una persona di 50 anni si fa un investimento doppio, perché è una persona che ha anche la saggezza, la maturità, no, propria di chi ha già fatto una vita di lavoro. Ecco, non è un'opera di convincimento facile, perché molti operai in cassa integrazione e mobilità che hanno frequentato questi corsi dicono: ne abbiamo fatti molti e non abbiamo trovato lavoro. E stiamo parlando di una fascia in cui i suicidi stanno aumentando proprio in questi giorni, no? È così. E cosa possiamo fare di più? Perché poi il convincimento dovrebbe essere un fatto culturale, ma ahimè sappiamo che l'economia non sempre si muove sui binari della motivazione solo. Allora abbiamo provato anche a dedicare loro strumenti finanziari, il che significa dare un incentivo all'assunzione, quindi se c'è una persona che ha questa età noi paghiamo di più, per esempio, il servizio di inserimento lavorativo. E allora anche le agenzie per il lavoro, che alle volte scartano le persone di una certa età, le mettono un po' tra quelli difficili da ricollocare, saranno motivati un po' di più, perché saranno target che come Regione Veneto avrà la possibilità di avere un incentivo ulteriore. Io mi auguro che questo si comprenda non solo sotto l'aspetto finanziario, perché sul serio oggi la nostra società ha un problema grande di tenuta anche familiare, perché quando perde il lavoro una donna, ce lo diciamo tra donne, l'impatto è minore sotto l'aspetto sociale, anche se grave, perché noi in qualche modo abbiamo una capacità di riadattamento, siamo anche frutto di una cultura che ci permette di essere più flessibili, o ci ha imposto forse di essere più flessibili. Un uomo, un padre di famiglia, la vive come un grande fallimento, anche all'interno del nucleo familiare. E allora portano con sé alcuni problemi, anche problemi dentro la coppia, anche problemi in famiglia, anche la stessa autorevolezza nei confronti dei giovani, dei figli. E allora questo è diventato per me la priorità assoluta. Certo. Ecco, questi incentivi da quando partiranno? Alcuni incentivi sono già partiti e sono stati utilizzati in questo ultimo 2013, ma anche nel 2012 e ovviamente in quest'anno in corso il 2014. Saranno ancora più importanti a partire da settembre, perché da settembre 2014 parte la prossima programmazione europea 2007-2013 si è chiusa, viene fatta di 7 anni in 7 anni, abbiamo adattato durante la crisi alcuni strumenti, oggi c'è la 2014-2020, quella che porterà il Veneto ad un altro orizzonte, quella che sono un po' anche contenta di poterlo dire, ha gratificato anche il mio di lavoro, perché come lei ha sottolineato con benevolenza, io ho cercato di lavorare molto per questa terra che stava soffrendo, ma devo anche dare un orizzonte. L'orizzonte l'abbiamo
cercato di disegnare su quello che è il Veneto, ma anche cercando di capire su quello che sarà il Veneto. I fondi europei oggi sono uno strumento importante sotto l'aspetto finanziario e abbiamo cercato di dedicarlo alle priorità della nostra terra. Ecco, siamo in chiusura di questo approfondimento. Cosa deve fare un over 50 per conoscere questi incentivi e capire come muoversi? Le risposte le trova principalmente nei centri per il lavoro delle varie province, nelle agenzie per il lavoro interinale e presso il sindacato. Il sindacato in questi anni, tante volte si parla male del sindacato, in questi anni invece ha fatto un grande lavoro di informazione, ecco che vadano a chiedere lì. Grazie Assessore Donazian, speriamo di aver dato delle informazioni utili e soprattutto ricordatevi che la depressione non porta a nulla, anzi c'è un numero verde messo a disposizione della Regione, quindi chiedete aiuto e vedrete che qualcosa si muoverà. Grazie. Grazie. Boh.